Fidelcomar Navigazione. Benvenuti a bordo. Via Guardia Gellone alla Maddalena, sono le 15:05, ormai c'è la psicosi degli incendi, del fuoco in quest'isola tormentata, se ne contano oltre 15. In questo momento stiamo assistendo ad un intervento dei Vigili del Fuoco su un mezzo che ha preso fuoco. Vedete che proprio in questo istante i Vigili del Fuoco, grazie anche ad una cesoia, sono riusciti ad aprire il cofano dell'autovettura che ha preso fuoco e stanno cercando appunto di spegnere per evitare guai peggiori. Con me il proprietario del veicolo che ha preso fuoco, l'avvocato Paolo De Paolini. Paolo De Paolini, capita purtroppo, sono incidenti che possono capitare. Com'è successo? Praticamente non ce ne siamo neanche accorti, siamo arrivati fin qui, l'acceleratore non funzionava, mi sono avvicinato sulla sinistra per parcheggiare e poi mi sono accorto che c'era del fumo. Importante in questi casi, e questo è un monito anche per gli altri conducenti che possono capitare, di non toccare lo sportello, ma di chiamare subito i vigili del fuoco che sono arrivati in un battibaleno, per cui il problema è stato risolto facilmente. Che cosa può essere capitato non lo so, perché il veicolo funzionava sempre bene e problemi non ne ha mai avuto. I vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente e con molta saggezza hanno risolto il problema dell'incendio che si era verificato nel vano motore. Probabilmente potrebbe essere un cortocircuito, una banalità. Fortunatamente il veicolo, andando a diesel, ha avuto la lentezza di combustione e di conseguenza non c'è stato nessun problema né a persone né a cose. Monito importantissimo: non toccare il cofano in modo che non si apra, non si sprigioni molto di più il fuoco. Ecco, avvocato, lei tra l'altro è il proprietario del bellissimo castello che c'è a Santa Maria, nell'isola qua dell'arcipelago. Io sono maddalenino da molte generazioni e amo quest'isola. Mia madre era maddalenina e oltre a essere proprietario della casa lì, sono il presidente dell'associazione Isola di Santa Maria, che è un'associazione che abbiamo costituito apposta per cercare di dare supporto al comune e soprattutto alle bellezze della nostra isola. Ma a parte questo, l'incidente fortunatamente non ha avuto conseguenze. Ecco, naturalmente chiudiamo, c'è la psicosi degli incendi, del fuoco, insomma, quindi attentati, ormai uno va subito sempre su quel filone. Tra l'altro abbiamo visto subito i carabinieri che sono intervenuti in forze, quindi credo che la situazione in qualche modo fosse da tenere sotto controllo. No, direi proprio di no, assolutamente. Il rischio incendi alla Maddalena c'è sempre stato e sempre ci sarà. Ma non dobbiamo farci assolutamente prendere da questa psicosi che non esiste in un'isola felice come la Maddalena. Gianluca Mascia, capo partenza dei Vigili del Fuoco di La Maddalena. Allora, si tratta di un qualcosa che in qualche modo può ricondursi ad un sabotaggio, ad un attentato, oppure un cortocircuito semplicemente?
Sì, questo è da escludere a priori perché non è un incendio doloso ma sicuramente un cortocircuito, in quanto all'interno dell'autovettura c'era ancora il proprietario, ha fatto in tempo a scendere dall'autovettura, ci ha spiegato un po' la situazione ed è sicuramente cortocircuito. Possiamo escludere il dolo perché giustamente non esiste. Ecco, quindi abbiamo visto che è stata estratta la batteria. Sì, la batteria viene estratta dall'abitacolo in quanto per non avere più contatti elettrici all'interno, per non verificarsi altri scintillii all'interno del vano motore. Per evitare quello dobbiamo scollegare i cavi per non far creare un altro principio di incendio. Quindi Mascia, si può escludere il fatto che qualcheduno possa aver in qualche modo manomesso l'autovettura? Sì, lo confermo al 100% e ripeto che non è stato dolo ma sicuramente un cortocircuito, dovuto anche forse, adesso la verifica la stiamo facendo ancora in corso, probabilmente la macchina un po' anzianotta e quindi qualche cosina è scappata. Ecco, di che mezzo si tratta? Un fuoristrada, un pick-up fuoristrada di un signore, un residente della Maddalena. Intervistato. Dal momento in cui ci ha chiamato, essendo disponibili in caserma, siamo arrivati nel miglior tempo possibile. Ecco, devo dire, mi rivolgo alla tua collega che chiedo di presentarsi. Manuela, piacere. Ecco, Manuela, voi siete in questo periodo veramente straimpegnati perché tra incendi, attentati, episodi comunque che vi coinvolgono in prima persona non avete tregua. Questo è il nostro lavoro. Sì, effettivamente nell'ultimo periodo c'è stato diversi episodi che magari tempo fa non avevamo. Ecco, che cosa sta succedendo alla Maddalena? Così, adesso voi siete in pieno lavoro, quindi io non voglio distrarvi ulteriormente, così, al volo, come impressione? Non ci possiamo dare né dei perché né dei per come, sono casistiche che magari in un anno le fai sparse durante l'anno, in questo periodo le stiamo facendo in 1 o 2 mesi. Quindi ripetiamo, concludiamo con il discorso dell'autovettura, dolo non ne abbiamo avuto, è un cortocircuito sicuramente, per gli altri casi che sono proceduti in passato stanno facendo delle indagini per vari tipi di incendi perché sono tanti incendi e quindi vanno a valutarli uno per uno. Sono più umani sicuramente di quei incendi dolosi che sono stati passati in precedenza. Ultimamente a Mascia c'è stato un vertice di coordinamento? Sì, c'è stato un vertice di coordinamento nel Salone Consiglieri della Maddalena col direttore e comandante della forestale regionale, ha voluto sentire un po' le istituzioni che c'erano sul posto. Come indagini sono loro quelli che stanno provvedendo per quanto riguarda i doli. Noi quando arriviamo sugli incendi possiamo, per la nostra esperienza e per quello che si studia, possiamo dare il nostro contributo, poi le indagini mirate le fanno loro, che sono forestale, regionale o statale o carabinieri o polizia se ce l'abbiamo sul posto. Bene, noi grazie. Siamo solo di supporto per questi incendi che diciamo che sono dolosi, per dare una mano ai colleghi per capire qualche cosa di più. Grazie, buon lavoro. Grazie a voi. Con questo è tutto per la MaddalenaTV.it, Lorenzo Impagliazzo. A pochi passi da piazza Umberto I, Roberto conduce il ristorante Sottovento, delizioso locale dove potrete assaporare specialità di terra e mare. Proponiamo ogni giorno piatti tipici, pasta fresca fatta in casa, squisiti ravioli, per continuare con pesce fresco dell'arcipelago, prodotti dell'entroterra sardo, formaggi, salumi e il famoso porcetto sardo. Nella nostra cantina del Sottovento troverete ottimi vini di produzione sarda. Delizieremo il vostro palato. Ed infine, tra i nostri dolci non mancheranno le buonissime seadas e per concludere ottimo mirto. Ristorante Sottovento alla Maddalena.